Perché non è normale che da 6 mesi ci siano 60 immigrati fino a prova contraria clandestini che hanno colazione, pranzo e cena gratuitamente pagate dall'altra gente che lavora. Mi faccia il piacere, mi faccia! Ma che siamo nel Congo belga o altrove? Accolga i turisti e li faccia pagare, non a spese dello Stato degli immigrati clandestini che non fanno un accidente dalla mattina alla sera. Tu sia schifezza, l'uomo, mi spiego. E ci credo, è il crollo, e chi è che viene in un albergo che ospita 60 immigrati? Andate a chiedere agli albergatori e ai ristoratori che stanno di fianco a questo tizio quanto sono contenti. Ma mi faccia il piacere! Perché siamo qua? Senta Andrea Bocciato. Perché non è possibile che una località come Bormio da 6 mesi abbia come biglietto da visita per i turisti italiani e i turisti stranieri 60 clandestini che mangiano alle spalle del prossimo. Hanno sentito. Avete sentito tutti? Hanno sentito tutti. Allora ho sentito pure io. Hai sentito pure te? E va. Per far bivaccare gente che non scappa da nessuna guerra e che non fa un accidenti dalla mattina alla sera. Quella ripete vattene, zio Gno, avete sentito? Ho sentito. Zio Gno, avete sentito? Ho sentito. Don Pasquale, avete sentito? Hanno sentito tutti quanti. E se qualcuno è così buono e generoso che vuole accogliere immigrati clandestini al posto di italiani in difficoltà, li accolga a casa sua senza rompere le palle. Senta Andrea Bocciato. Fiducia in lei, che mi aiuta. Io in voi. Ah? Cosa ha detto? Ma toccate sul debole. L'evoca della buonanima. Ma è un'apertura a chiunque condivida i progetti della Lega per far ripartire l'Italia. Identiche italiani! Vuole spiegarsi meglio per cortesia. Un anno e mezzo di governo Renzi e prima ancora di Letta e prima ancora di Monti hanno ridotto l'Italia molto peggio rispetto a 4 anni fa. Io la penso come lei, e anche Bardi se non mi sbaglio. A noi! Bardone! Chiunque condivida le nostre battaglie per ridurre le tasse, ridurre la burocrazia, ridurre gli sprechi, cambiare completamente questa Europa oppure far da soli e bloccare un'invasione senza precedenti ha le porte della Lega aperte, non solo Berlusconi. Madonna! Chiunque mi dia una mano a riportare normalità sarà mio alleato. Ma mi faccia il piacere! No, 3 giorni di liberazione da un governo pericoloso, incapace, inetto e non eletto. A un uomo di ferro è caduto una mano d'acciaio. Governare o dialogare con la Lega ovviamente il 6, il 7 e l'8 novembre dovrà darci una mano a liberare l'Italia da questo governo di occupanti abusivi. Fammi il piacere! Se un albergatore per far tornare i conti ha bisogno di ospitare 60 clandestini a spese degli italiani vuol dire che non sa fare il suo lavoro, vuol dire che deve cambiare mestiere. Quando parla con me non deve alzare il tono della voce! Le cose io ne studio storia in statale, vuole venire a saperne più di me. Senta Andrea Bocciato. Un clandestino, Ma non me ne se sei un intendo, clandestino, vedi, io- vai fuori dai Io sto prima ci siamo noi. Tu sia schifezza, l'uomo, mi spiego. Noi manifestiamo a Bormio contro questa Europa e questo governo che non ha la capacità di gestire questo problema. Ma mi faccia il piacere! Ma è una vergogna, ma è una vergogna, ma è una vergogna, ma è una vergogna, ma è una vergogna. Sì, Don Pasquale avete ragione. Io non sono turco, io sono un turco napoletano. Sì. Però sono un galantuomo, sono una brava persona.